Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via. Nel numero 16 di Obiettivo Sport, coach Ferraboschi spiega il momento difficile della SME. La pallacanestro Portogruaro trionfa con Aviano. In promozione la Fossaltese ritrova il successo a Maniago. Lazzano Basket Corsaro a Gruaro. Per il volley, Portogruaro ritorna a sorridere. Un Concordia troppo superficiale vince solo al tie break. Grande successo della prima edizione dello Giulia Top Fight. In Serie C Gold il tandem di Testa Oderzo e Jesolo ha ripreso a correre dopo i rispettivi scivoloni del turno precedente. Del resto la giornata era di gran lunga favorevole per il riscatto, dovendo affrontare le ultime della classe. Niente da fare invece a Corno di Rosazzo per la SME Caorle, dove pure ha presentato il nuovo acquisto Alfredo Moruzzi, arrivato in settimana a rinforzare il reparto dei lunghi ormai orfano definitivamente di Buscaino, Nardin e Sadikowski. Tuttavia i litoranei sono scesi in campo privi del play titolare Luca Bovolenta, questi operato per la riduzione di una frattura al setto nasale, il che ha costretto giocoforza coach Ferraboschi a rivedere talune situazioni di natura tattica, facendo nuovamente della SME un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Partita che comunque i gialloblu avevano iniziato bene, allungando nel primo quarto anche a più 11, salvo poi subire il parziale recupero avversario e chiudere alla prima sirena avanti sul 12-16, al solito trascinati da Markovic e Kresnar, autori rispettivamente di 18 e 13 punti, pur nel complesso di una serata da considerarsi dalle polveri bagnate, vista la bassa percentuale di realizzazione fatta registrare soprattutto nell'ultimo parziale, dove sono stati soltanto 11 i punti realizzati. Gli udinesi portano a termine l'operazione sorpasso ancor prima del riposo lungo, quindi la partita prosegue punto a punto sino all'ultimo quarto, dove sono soprattutto Munini e Braidot a fare la differenza in casa udinese.
Il prossimo turno adesso riserva Padova, sfida assolutamente da vincere nel contesto di una classifica oltremodo corta per non rischiare complicazioni in ottica playoff. Sì, sicuramente non è un periodo molto felice questo da un punto di vista degli equilibri e degli infortuni, ed è un periodo in cui stiamo inserendo anche dei giocatori nuovi, stiamo giocando ed allenandoci in una palestra che non è la nostra. Ci sono una serie di condizioni che sicuramente non ci aiutano. Nonostante questo, la partita con Corno di Rosazzo, che non era sicuramente una partita facile, anzi direi un vero e proprio spareggio per poter conquistare punti importanti in vista della qualificazione ai playoff, è stata una partita che ci ha visto tutto sommato rimanere agganciati agli avversari per quasi tutta la gara. È mancata sicuramente una percentuale al tiro, dove siamo stati veramente molto scarsi, ed è mancata e c'è stato un forte numero di palle perse. Questo sicuramente è condizionato dal fatto che l'assenza del playmaker titolare, Bovolenta, che purtroppo per la frattura al naso non ha potuto giocare, ha fatto sì che molti giocatori non potessero esprimersi come naturalmente fanno, e quindi hanno dovuto giocare da playmaker, quelli che di solito sono dei terminali realizzativi come guardie, e altri esterni hanno giocato come lunghi in una condizione che sicuramente è atipica. Ecco, domenica arriva Padova, si giocherà ancora una volta in campo neutro a Donone Veneto, ed è uno dei tanti spareggi che menzionavi prima. Sì, sono tutti spareggi, la classifica come si può ben vedere è molto compatta, ci sono una decina di squadre in 2 punti di differenza, sono quasi tutte racchiuse tra i 16 e i 18 punti, e quindi di settimana in settimana ci giochiamo un grande mattone per poter accedere ai playoff. Beh, al di là della vostra condizione, cosa temi di più di Padova? Padova è una squadra giovane, una squadra talentuosa, che può contare su una panchina molto lunga, e che farà sicuramente della difesa e dell'aggressività la forza principale. Il campionato di Serie D ha confermato la leadership di Sacile, andata a vincere senza affanno sul parquet della Cenerentola con Ars. In scia non perde un colpo Casals, che ha vinto sul proprio campo con il Basket Time Udine, fermando la corsa degli udinesi alla zona playoff. Il risultato a sorpresa è stata la vittoria del Sistema a Cusignacco, 2 risultati quest'ultimi tutti a favore dell'altra anima del BVO, la pallacanestro Portogruaro, che ha conquistato un prezioso successo in casa contro Aviano, confermandosi una volta ancora una bestia nera per i pordenonesi. 2 punti molto importanti in ottica playoff. Portogruaro ha imposto un ritmo forsennato sin dalle battute iniziali. Le triple di Fantuz, Labelli e Piesentin portano subito avanti Granata sul 20-3, toccando il massimo vantaggio di più 20 sul 43-23, con il quale si chiude il secondo quarto. Nella seconda parte di gara Aviano si scuote in qualche modo, sono i canestri di Bielle e Severino a far rientrare in partita i pordenonesi. Bomben nell'ultimo periodo segna anche il canestro del -7, mentre Crestan fallisce il -5 a 1,30 dalla fine, ma ci pensa poi Piesentin a mettere in ghiaccio l'incontro con una tripla dall'angolo che fa esplodere il Paralovisa. Avevo chiesto ai ragazzi di cominciare così, anche perché venivamo da 2 sconfitte. Sapevamo di avere un trittico di partite difficili, io speravo di vincerne 2 su 3. Ci restava solo la vittoria con Aviano per sistemare un po' la faccenda. I ragazzi, ho fatto loro i complimenti per come hanno interpretato l'inizio della partita. Sapevamo che dovevamo aggredire Aviano, che aveva qualche assenza, che è una squadra che è poco abituata a giocare nei campi grandi, regolamentari. I ragazzi l'hanno fatto, poi le percentuali ci hanno assistito, ma credo che le percentuali siano figlie di un gioco e di una determinazione che abbiamo messo in campo fin dall'inizio.
Poi nel corso della partita, con una squadra in difficoltà, che difende molto a zona, che non permette soluzioni semplici, li abbiamo fatti rientrare in partita e ci siamo un po' complicati la vita. Però alla fine, andati al +7, abbiamo reagito e abbiamo concluso la partita. Indifferente era ribaltare la differenza canestri, perché tra noi e loro in questo momento è importante solo lo scontro diretto per la formula del campionato, per cui è un'ottima vittoria che ci porta con il morale alto a 13°. Ecco, un 13° che è praticamente una diretta concorrente, è sotto a soli 2 lunghezze. Sì, si sono risollevati, hanno avuto qualche problema di infortunio all'inizio, ma il loro quintetto è di grande qualità. I primi 5, Marco Bravin, Alberto Sandrini, Clemente, Gozzi, tutta gente che ha giocato in categorie superiori e soprattutto che sa giocare a pallacanestro. E possono essere risolutivi in qualsiasi momento della partita. Per noi è una partita capitale, perché vincere lì vorrebbe dire mantenere il 2-0 negli scontri diretti e staccarli di 4 punti, che a questo punto del campionato vorrebbe dire avere un piede e mezzo dentro i playoff. Per cui veramente speriamo di fare una bella settimana e un'ottima partita nel loro campo che è difficile. In Serie B femminile la sconfitta maturata nello scontro diretto con il Treviso segna forse la definitiva resa per la Polisportiva Concordia, tanto che sebbene niente sia ancora matematico, si può già parlare di un'avventura sulla quale ormai stanno scorrendo con largo anticipo i titoli di coda. Trascinate da Speranzoni, autrice di 22 punti, le trevigiane prendono subito il largo, toccando anche il massimo vantaggio di +11 nel corso del secondo quarto. Dopo l'intervallo lungo, Concordia, in controtendenza con quanto aveva sempre mostrato nei precedenti incontri, quando era stato il terzo quarto a segnarne la resa, reagisce e rientra in partita sino a ridurre il divario a -3. Ma Treviso cambia nuovamente passo e grazie ad una serie di triple affossa in modo definitivo le biancorosse. Venendo alle categorie minori, in promozione sono andate a segno Pallacanestro Fossaltese e BBO Basket Annone Veneto, rispettivamente a Maniago e a Fontanafredda, annonesi che adesso guardano tutti dall'alto della classifica, che peraltro continua ad essere cortissima. La Fossaltese insegue a 4 lunghezze. A Maniago i ragazzi di coach Giollo hanno ritrovato gioco e convinzione nelle proprie possibilità, sapendo adesso di dover raggiungere quella continuità di rendimento che consenta loro di entrare in zona playoff. Sì, siamo tornati al successo dopo delle brutte sconfitte, ok? Ci abbiamo creduto fino alla fine, si è vista finalmente l'anima di questa squadra, di questo gruppo, e stando concentrati, facendo il nostro, abbiamo giocato, abbiamo portato a casa la partita. Una squadra che sta crescendo pian piano sotto il profilo del gioco. Sì, piano piano, molto piano, come si stava parlando in questo periodo qui, abbiamo un sacco di innesti nuovi quest'anno, a differenza del gruppo vecchio. È 1 anno e mezzo che ho cambiato un modulo di gioco completamente, totalmente diverso da quello che era da anni qui, quindi non sono cose facili da mettere in piedi, integrando giovani, integrando nuovi innesti come appunto da altre società, e quindi ci stiamo lavorando, insomma. Poi vedremo quando riusciremo a essere completamente a regime. Un campionato piuttosto interessante perché raggruppa la quasi totalità delle squadre in pochi punti, con un po' di continuità i playoff sono ancora alla portata. Sì, facciamo le corna, sono ancora alla portata, come possono essere anche i play-out, o come essere nella classifica di mezzo e andare fuori subito a metà marzo quando finisce il campionato, e poi fino a settembre del prossimo anno non si fa niente. Noi stiamo lavorando sempre di più,
palestra, abbiamo avuto anche qualche acciacco, influenze, abbiamo avuto, ripeto, un periodo natalizio brutto dove era soprattutto da lavorare, non siamo riusciti e quindi poi alla fine si paga tutto, no? Oltretutto il calendario è dalla vostra, perché le prossime partite saranno quasi tutte in casa. Sì, abbiamo un filone di partite in casa, dovrebbero essere 5, ok? Ne prendiamo una alla volta perché il nostro problema maggiore appunto è il discorso della continuità, la testa, la concentrazione, sono tanti fattori che dobbiamo consolidare prima di cantare vittoria. Quindi tranquillamente ce ne prenderemo una alla volta e vedremo poi alla fine cosa riusciremo a portare a casa. Domani sera c'è lo scontro casalingo appunto con il Fontana Fredda, una partita sulla carta ampiamente alla vostra portata, visto che i pordenonesi sono la Cenerentola di questo girone. Sì, però lo stesso sarà una partita ostica come tutte le partite di questo campionato quest'anno. Non ce n'è una da lasciare, come posso dire, da prenderla con superficialità. Non vuol dire niente che una sia ultima, penultima, questo non vuol dire assolutamente niente. Giocheremo, cercheremo di imporre il nostro gioco, i nostri ritmi e poi vedremo cosa verrà fuori. Palinsesto invece martedì sera ha affrontato Lazzano Basket, è arrivata una sconfitta per 43-55 che interrompe una serie di 4 vittorie consecutive. Gli arancionieri sono rimasti in partita per i primi 2 quarti, quindi Azzano ha scavato il solco vincente a rientro dopo l'intervallo lungo che vale il terzo posto in classifica. Sì, per noi questa vittoria è importante perché veniamo fuori da un periodo di debolezza, chiamiamola così, debolezza, però questa sera abbiamo dimostrato di essere una squadra giovane ma importante in questo settore, in questo mondo del basket, della promozione. Sono felice, sono contento dei nostri ragazzi che si sono comportati veramente nel modo giusto, quello che avevamo chiesto durante la settimana. È arrivato, insomma, quindi hanno giocato bene, discretamente bene e si sono impegnati e hanno dato tutto quello che potevano. Sesto comunque è una bella squadra, abbiamo avuto difficoltà ad affrontarla, a superarla perché è una squadra comunque che sta bene in campo, è importante e sicuramente nel campionato riuscirà a dare anche molto di più di quello che fino adesso sembra abbia dato. Noi siamo felicissimi di aver vinto con il Palinsesto perché è una squadra secondo me tosta e importante. Poi è un campionato decisamente corto, una vittoria in più, una in meno cambia molto, si può passare dai play-off ai play-out, è un po' tutto da vedere. Sicuramente, dai play-off ai play-out è un attimo, una vittoria in più, una vittoria in meno ti porta a rinunciare ai play-off o entrare nei play-out. Noi speriamo e stiamo lottando per arrivare almeno ai play-off, insomma, quello che siamo abituati da diversi anni ad arrivare e quindi per noi i play-off sono importantissimi. E allora coach, a volte magari ci si sforza di vedere qualcosa di positivo nelle sconfitte e questa sera c'è qualcosa di positivo in questa battuta d'arresto? Beh, è difficile trovare qualcosa di positivo, diciamo che dopo 4 vittorie consecutive ci poteva anche stare una sconfitta, questo è il gioco. Diciamo che venivamo da una decina di giorni dove non ci siamo allenati per mancanza proprio della palestra che hanno rinnovato le luci. E ieri i ragazzi dell'Under 20 hanno giocato e vinto bene, ma hanno preso un sacco di botte, erano malconci abbastanza. E dopo il secondo quarto avevamo giocato fino a quel momento non benissimo, ma comunque avevamo tenuto il campo, eravamo anche in vantaggio. Abbiamo avuto un approccio al terzo quarto un po' dismesso e ci siamo fatti mettere un po' le mani addosso e ci siamo fermati e lì abbiamo preso quel break che ci siamo portati fino alla fine.
Noi dobbiamo cercare di far bene, di far crescere questi ragazzi qui, e questo era il nostro primo programma quest'anno. Non è che possiamo sempre pensare di vincere, ecco, oggi non meritavamo di vincere perché come abbiamo giocato, però effettivamente abbiamo fatto un po' tutto noi, ecco. Non è che gli avversari abbiano segnato 80-100 punti, siamo noi che siamo proprio mancati, soprattutto al terzo quarto. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In Serie B maschile di pallavolo il calendario metteva davanti al Bibione Mari il Valsugana, formazione ben più dotata dal punto di vista tecnico e atletico. In altre parole una sfida quasi impossibile per il Bibione Mare del momento, che si è rivelata tale. Al Barbazza è finita 3-0, ma i sandonatesi, schierati da coach Rotari con qualche novità tattica, hanno ad ogni modo lottato quasi ad armi pari nei primi due parziali, subendo invece un tracollo psicologico nel terzo set, dove il sestetto patavino si è imposto senza affanni. Continua invece a volare in testa alla classifica il Prata, che ha liquidato per 3-0 la Laguna Volley in un match dall'esito quasi scontato. Alle spalle dei pordenonesi non perde più un colpo il Motta, che ha regolato per 3-0 i trentini dell'Arco Riva. In Serie C maschile invece è ritornato al successo il Portogruaro. I biancoverdi hanno espugnato il campo dell'Oreggia, ritrovando quei 3 punti che mancavano dallo scorso 10 dicembre. Adesso i portoguaresi sono nel limbo di un centro classifica, dove per ambire ad un piazzamento di maggior prestigio è innanzitutto fondamentale trovare una certa continuità di rendimento e di risultati. Ma sì, finalmente siamo riusciti a riprendere a giocare con un sestetto stabile, diciamo, essere in 12 anche ad allenarci. Abbiamo ottenuto i 3 punti che ci danno molta fiducia per il futuro e speriamo di riuscire a continuare a fare bene nei prossimi incontri. È stata una partita piuttosto facile. Ma non ci sono mai partite facili, comunque è un girone abbastanza equilibrato, gli avversari giocavano in casa, avevano voglia anche loro di vincere, di fare punti e abbiamo lottato difendendo, battendo, giocando secondo le indicazioni del mister, siamo riusciti a portarla a casa. Ecco, una classifica che vi vede lì nel limbo della metà, in realtà insomma all'inizio qualcosa in più voi speravate.
c'è margine per recuperare? Ma sicuramente c'è ancora margine, manca tutto un girone di ritorno, la classifica sicuramente non ci rende felici, diciamo che le ambizioni erano diverse, speriamo di riuscire a arrivare ai playoff, che era l'obiettivo che ci eravamo preposti per l'inizio stagione, poi magari vedremo di far bene anche lì. Quindi allora ci vuole adesso un po' di continuità, quella che forse vi è mancata in questa prima parte di stagione. Sì, sabato sarà una partita sicuramente decisiva, giochiamo in casa nostra, l'andata abbiamo fatto non benissimo in casa loro e speriamo di riuscire a giocare bene, ci mancherà anche uno dei centrali e niente, l'unica è allenarsi bene con continuità e sperare di continuare a giocare a livello. Ed è ritornata alla vittoria in Serie D femminile anche la Pallavolo San Stino. Le ragazze di coach Strumendo hanno mantenuto fede al pronostico superando lo Spresiano per 3-0. Bene anche le ragazze del Portoguaro che pur sconfitte sono riuscite a portare via punti trascinando al day break anche una corazzata come il Cadoneghe. In classifica San Stino è ritornato a superare le cugine portoguaresi che tuttavia restano ancora sopra la zona retrocessione. In prima divisione invece la Pallavolo Concordia ha fatto segnare un passo falso contro una squadra di basso livello come l'SC Solution. Le concordiesi sono scese in campo deconcentrate, consentendo alle avversarie di recuperare per 2 volte il match, facendosi trascinare ad un tie break che peraltro non ha avuto storia ed è stato vinto 15-9. L'obiettivo era quello di portare a casa assolutamente i 3 punti e cercando anche di giocare una buona pallavolo come è successo nelle ultime partite. Purtroppo questo non è avvenuto, una serata assolutamente storta da parte del gruppo. Ci sta, come abbiamo sempre detto, il gruppo è giovane, peccato perché comunque le squadre che ci precedevano in classifica hanno perso qualche punticino per strada anche loro, quindi potevamo approfittare. Siamo consci che sarà un campionato lungo, ce la giocheremo fino alla fine, siamo 5-6 squadre che lotteranno per la promozione, vediamo di arrivare ad aprile in questa situazione e poi ce la giochiamo con tutte. E sabato si ripropone una sfida simile a quella precedente con il Musile. Questa volta bisogna dire alle ragazze insomma, che devono mantenere la concentrazione in tutto per tutto, perché lo abbiamo già ripetuto tante volte, poi alla fine, soprattutto in un campionato così equilibrato, i set conteranno e come. Assolutamente sì, ne sappiamo qualcosa già dall'anno scorso, quindi l'obiettivo sarà sicuramente quello di recuperare un attimino le energie più che altro mentali, perché dopo una partita come quella di sabato abbiamo bisogno di recuperare un attimino tutti quanti. L'obiettivo però deve essere chiaro per le ragazze, sabato deve essere una vittoria netta e schiacciante perché è assolutamente nelle nostre corde e lavoreremo questi 3 allenamenti per ottenere questo risultato. Ed è stato un grande pomeriggio all'insegna della kickboxing dello Sandà, quello che si è disputato domenica scorsa al Pala Valerio di Concordia Sagittaria. Per la prima volta gli sportivi concordiesi hanno potuto ammirare una riunione di sport da combattimento. In riva all'Emene sono convenuti 44 atleti dall'intero Triveneto che hanno dato vita a 22 incontri emozionanti seguiti da un gran numero di appassionati. La prima edizione della Giulia Top Fight ed è stato un grande successo. Francesco Persico. Sì, certo, siamo stati molto contenti, è stato gradito dal pubblico, da quanto ci è sembrato, bei match, si sono confrontati veramente con passione e spero che con passione abbiano acquisito tutto il pubblico nel vedere questi ragazzi combattere. Ecco, un punto di partenza per quello che potrà essere una manifestazione futura di ancora maggior livello. Certo, il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi anno dopo anno per raggiungere livelli sempre più alti e poter organizzare eventi sempre più spettacolari. Voglio ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a farci organizzare questo evento, dal comune agli sponsor al pubblico, il pubblico che è stato bello caloroso per tutti gli atleti promettenti. Ecco il presidente Max Baggio della Combat League, dunque una federazione che sta crescendo anche qui nel nord-est.
Beh sì, il nord-est è sicuramente uno dei nostri comunque punti forti a livello di attività, ricordiamo bene l'attività del Veneto e adesso con questo evento che siamo ai confini poi col Friuli Venezia Giulia andiamo maggiormente a operare anche su quel territorio dove tra l'altro ci sono anche altri bravissimi organizzatori, abbiamo svolto delle ottime serate in passato. Questa sera abbiamo visto gli atleti più promettenti, quelli più esperti, quelli che hanno maggiore esperienza, però anche durante la giornata ricordiamo bene ci sono stati circa 25 match, quindi abbiamo dato modo a molti ragazzi di esprimersi e di poter combattere e quelli poi appunto della serata sono stati sicuramente i più bravi, abbiamo premiato i migliori e abbiamo dato la maggiore vetrina a loro per poter essere presenti ed essere visti anche dal pubblico qui del territorio. Credo che sicuramente il pubblico abbia apprezzato, ho visto dei match anch'io che erano veramente pregevoli, di alto livello e quindi credo un ottimo inizio per il territorio qui di Sagitta dove si potranno sicuramente sviluppare dei progetti maggiori e credo che Francesco avrà modo in futuro di poter cominciare ad alzare il tiro e portare anche atleti ancora di maggior livello. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.